bisogno di 10 giorni di assoluto riposo, di un infortunio vecchio dovuto a quello che aveva avuto l'anno scorso, quindi è inutile che ci si sta in cima, quindi Candido non è neanche, per 10 giorni abbiamo detto di non cercarlo, di non usarlo, cioè proprio neanche agli allenamenti, dovrà fare un percorso di fisioterapia particolare per cercare di levare quel dolore che ha, tutti dicono pubalgia pure, insomma quel lavoro lì. Ecco, sicuramente tu hai parlato di qualche problemino, le assenze più pesanti sulla carta ce le hanno loro, perché almeno un uomo per reparto importante gli mancherà, come gli è mancato nelle ultime partite, e si è visto che loro hanno fatto un po' di fatica. Sì, da quello che ho letto mi sembra che Gerardi e Stefani siano out, stanno cercando di recuperare Misuraka, sono 3 giocatori importantissimi per loro, però i problemi degli altri non lo so come possono risolvere, io faccio fatica a risolvere i miei. È una squadra, ho detto che anche loro lo dicevano, non è che se adesso si possono nascondere, dicevano che dovevano essere i candidati a vincere il campionato, giocavano nel miglior calcio, quindi potranno sopperire, perché penso che nessuno possa dire che in un arco del campionato poi non puoi avere 3 giocatori. E noi per esempio, mi sembra, non l'ho mai detto, ma per me è un giocatore che è importante come gli altri, però non l'abbiamo mai potuto dire, ma Tabanelli non abbiamo mai fatto riferimento, che non è mai riuscito a dare un suo contributo, quindi bisogna saper convivere con queste cose. Io ci convivo giornalmente, cerco di cercare di portarle tutta la condizione, ma può succedere che questa settimana, dopo le 3 partite, possa avvenire questo. Per dire, anche Puzzetti non lo so se riuscirà a recuperare, anche ieri aveva qualche problema a andare a contrasto e a fare le sterzate. Stamattina mi deve dare la disponibilità se c'è dall'inizio o no, oppure vedremo. Questo comunque connota l'importanza della rosa che è a disposizione, perché magari altre squadre, perdendo 1 o 2 giocatori, fanno 3 punti in 5 partite, a te si fa male Mandorlini, entra Serena e gioca bene, sì, Puzzetti non sta bene, entra Mancardella e gioca bene. Io non vorrei che questo sia un segreto, una constatazione. È una constatazione, però vuol dire che allora Serena è come potrebbe essere molti giocatori che abbiano altre. Bisogna l'importanza del lavoro, secondo me, ma non perché sono bravo, perché Serena era un giocatore che era interregionale, conosciuto come Marcandella, come Cisco e come altri, tutti li hanno, e bisogna dargli fiducia, bisogna farli lavorare, bisogna farli sentire importanti. Non è vuol dire che io dico sono bravo, secondo me molti noi pensiamo che bisogna guardare la carta d'identità. Io la carta d'identità non la guardo l'allenamento, chi lo recepisce bene, perché tutti siamo in 26 o 27. Poi ho detto, Serena, adesso dovete essere onesti, se voi pensavate che a novembre potesse fare 3 partite titolari in 3 partite importanti, non penso nessuno. Evidentemente lui è uno bravo che ascolta l'allenamento e quindi è giusto dargli l'opportunità. Senti mister, ieri un po' di contromisure sul campo che è più ristretto, no? Bottecchi abbiamo visto che hai provato a prenderle restringendo anche il campo qui, no? Può cambiare qualcosa? Per noi sì. Per noi sì. E poi anche in base a questo, visto che comunque è più stretto di 5 metri in totale il campo del Bottecchia, che tipo di, cioè anche la partita, che tipo di partita sarà? Beh, sicuramente è una partita che si giocherà molto a centrocampo, le fasce laterali domani saranno ben presidiate da loro, quindi sarà difficile sviluppare quel gioco che sempre noi sviluppiamo. E anche fare questo secondo me è sintomo di lavorare alla notte sulla testa e di dire ristringiamo il campo, perché dobbiamo abituarci. È chiaro che ho avuto poco tempo per prepararla, ma ieri abbiamo preparato solo sulla fase difensiva, oggi prepareremo solo sulla fase d'attacco. È completamente diverso, 5 metri sono tanti in un campo, non pensate che siano pochi, sono tanti. Loro hanno un gioco molto di fraseggio, quindi giocano palla avanti, palla dietro, quindi per loro è l'abitudine. Noi invece abbiamo un gioco un po' più arioso rispetto alle altre squadre, quindi per noi sarà un piccolo problema, però bisogna adattarci, bisogna sapere di essere sempre svegli con la mente, perché la palla sarà sempre in campo e quindi bisogna avere delle contromisure, perché noi sicuramente domani faremo fatica a avere questo nostro gioco arioso, però poi dobbiamo adattarci. È una squadra dove ha dei valori, la mia, e quindi deve rimetterla in campo, anche se il campo è 5 metri più stretto. Alla vigilia c'è qualche recupero, qualcuno che sta meglio o peggio degli altri? No, abbiamo parecchi problemini e quindi adesso dobbiamo andare a vedere in campo stamattina, a vedere e risolvere. Abbiamo Zirkov che ha la febbre, quindi non viene, Tabanelli ieri che ha preso una botta, quindi molto probabilmente non potrà fare allenamento. Bisogna vedere Puzzetti se ha recuperato bene,
quindi qualche problemino queste due partite ravvicinate ce l'hanno lasciato, come poi penso a parecchie altre squadre, però noi particolarmente siamo usciti un po' con le ossa rotte. Quindi è una questione di affaticamento, insomma un po' troppe partite in pochi giorni questo? No, è dovuto al fatto che noi il campo di domenica ci ha lasciato dei grossi problemi a livello muscolare, l'abbiamo sopperiti con una vittoria mercoledì, ma lo sforzo ha creato problemi. Per dire, il Salò ha lasciato a riposo 4 giocatori, ma ha lasciato anche la partita, e quindi noi su questo ci avevamo lavorato e sapevamo andare incontro. È chiaro che queste partite ravvicinate non fanno sempre per recuperare bene, però poi noi lo sappiamo che dobbiamo andare a Pordenone con le migliori condizioni per cercare di portare a casa un risultato positivo. È chiaro che pensavamo che Tabanelli potesse darci una mano, però ieri in allenamento ho preso una botta, e Zirkov, ho detto, alla febbre, e poi ho altri giocatori affaticati. Vabbè, l'entusiasmo aiuterà, almeno quello. No, sicuramente, ma è solo per dare una constatazione, non è che noi ci prendiamo scuse perché abbiamo questi problemi, no? È dire la verità, secondo me nella vita va sempre detta la verità, e quindi stamattina faremo un allenamento per cercare di trovare i migliori 11 per metterli in campo e per cercare di concentrarsi, perché domani è una partita di scontro al vertice. È una partita che non serve nemmeno caricarla, perché insomma basta già dire che si va a Pordenone. Sì, è chiaro, loro fino a 2 settimane fa erano la candidata numero 1 a vincere il campionato, erano in primi, giocavano bene, poi come tutte le squadre hanno avuto questo momento di flessione, noi ne abbiamo approfittato e il nostro processo di crescita sta avvenendo come io mi ero auspicato, quindi per adesso tutto bene. È chiaro che ci saranno degli incidenti di percorso, è normale, perché nel calcio nulla è scontato. Mi viene da dire che ieri sembrava che noi dovessimo fare un boccone della Svezia, mi sembra che abbiamo preso una bella rimbalzata, e quelli sono tutte le partite, vanno preparate nel migliore dei modi, con la massima concentrazione, per poi cercare di andare a fare il risultato. Oltre alla solita partita, grinta, determinazione, lotta, insomma, Pordenone e Padova, anche la tradizione è così, sarà anche un po' una partita a scacchi psicologica, vista già la classifica, insomma, magari non cambia nulla, insomma, 3 punti più 3 punti in meno, però... No, i 3 punti per noi penso che potrebbe essere per loro una mazzata importante, perché vorrebbe dirli metterli a 5 punti con 2 partite in meno, insomma, che non cominciano ad essere così pochi. Però il campionato è ancora lungo, ho detto, ci sono i ricorsi che hanno memoria, mi sembra che l'Alessandria a 8 partite aveva 10 punti e non è riuscito a vincere il campionato, quindi bisogna sempre stare con le antenne dritte, percepire i pericoli prima, sapere dare motivazione a tutta la rosa, e quindi il campionato non è che si vince oggi avere 3 punti in più, si vince quando sarà il primo il 2 maggio, e quindi questo è un processo di crescita che noi abbiamo iniziato il 12 luglio, che si proseguirà con il 2 maggio, sapere di essere nelle posizioni che contano. Poi ho detto, non sono un mago e sapere dove sono, però sono convinto che il Padova sarà nelle posizioni che contano. Anche se qualche scelta, insomma, Marcandella ha buttato all'inizio, cosa, un po' la bacchetta magica ce l'ha, anche se normale. No, non è magia, è guardare gli allenamenti con grande attenzione, saper percepire i segnali che ti danno questi giovani. Secondo me un allenatore non deve fossilizzarsi su 11 titolari o 14 o 15, deve sapere cogliere i momenti, e secondo me Marcandella, ho detto nell'allenamento a porte chiuse che abbiamo fatto martedì, quando sotto l'acqua, aveva percepito i movimenti alla perfezione, mi sembrava giusto dargli un'opportunità, l'ha colta al volo, è stato bravo perché è stato artefice, diciamo, dei 2 assist, però poi ieri non riusciva a muoversi e quindi devo stare attento a non caricarlo ancora di più. Spero che oggi con la sua giovane età possa aver smaltito quella fatica che ha fatto per quei 70 minuti.